Ascolta la gente e parla come la gente. Va ora in onda il Bamba della settimana di Vittorio Feltri. Buongiorno a tutti, bentornati al Bamba della settimana, l'antipremio che assegna per noi il direttore Vittorio Feltri, che dovrebbe essere in collegamento. Ci sei, direttore? Sì, ci sono e vi saluto tutti quanti. Eccoci qua, bentornato. Allora, oggi annuncio un Bamba professorale, direi. Sì, è vero, perché abbiamo vagliato con molta attenzione gli accadimenti settimanali e questo ci è sembrato il più assurdo ma anche il più divertente, e si riferisce alla Fornero, voi lo ricorderete, no? Ex ministro, quello che fece la ristrutturazione del sistema pensionistico scontentando ovviamente mezza Italia. Ebbene, adesso questa signora si è messa in testa di fare la commentatrice di quello che accade in Italia, specialmente a livello governativo, e distribuisce patente di asini a chiunque. E anche in questa circostanza si è messa in cattedra a bacchettare tutti quanti dicendo una serie di stupidaggini che adesso magari tu gentilmente puoi anche elencare. Sì, forse possiamo scegliere gli estratti più significativi di questo editoriale che la professoressa ha scritto sulla Stampa, partendo da un rapporto OCSE secondo cui gli italiani sono scarsi in competenze linguistiche e matematiche. Poi io di questi rapporti mi fido il giusto, cioè poco. Ma al di là di questo, dice la professoressa, una generale coltre di inadeguatezza sembra avvolgere il paese, spingendolo a cercare nei salvatori della patria e nei populisti il rimedio a problemi dei quali ignoriamo la complessità. Cioè sembra ce l'abbia con la destra, detto male, come lo diciamo noi beceri ignoranti? Sì, vero, lei ce l'ha soprattutto con i moderati, io li chiamerei i conservatori, certo. E quindi quelli di Fratelli d'Italia in particolare, ma ci mette anche la Lega naturalmente e anche Forza Italia, perché questa signora secondo me non ha perso completamente il contatto con il paese, perché non è vero che siamo un paese di deficienti che non sanno né scrivere né far di conto, lo dimostra la posizione che abbiamo assunto in Europa, che siamo il paese che sta marciando meglio rispetto alla Francia, rispetto alla Germania, ma lo sanno tutti, basta leggere i giornali, basta ascoltare la televisione. E quindi lei ha detto una serie di castronerie non vere, ha insultato gli italiani, perché certo che ci sono degli italiani analfabeti, ma questo è normale, ci sono anche negli Stati Uniti, dappertutto, però c'è anche una classe di lavoratori e di dirigenti che sanno fare benissimo il loro mestiere, tanto è vero che ci troviamo in una posizione non certo secondaria rispetto a altri paesi europei. Quindi questa signora, secondo me, prima di scrivere questo articolo si è bevuta un litro di whisky, perché non poteva inanellare una serie così completa di fregnacci. Tra l'altro un maligno direbbe che quando governavano i sapienti, tra cui la professoressa Fornero, eravamo più indietro nelle classifiche economiche europee. Ecco, questa è cronaca. Sì, ricordate lo Speed, no? Era un periodo micidiale e lei ha contribuito a peggiorare le cose, questo non c'è alcun dubbio. Quindi a Fornero insomma, non può mettersi in cattedra e bacchettare tutti quanti, diciamo così, dall'alto della sua incompetenza abbia prodotto dei risultati apprezzabili. Decisamente. A un certo punto lei dice che la tendenza di questi italiani ignoranti è l'individuazione di un colpevole, che è quasi sempre l'Europa. Però, scusami, mi viene da dire sempre da proprio ominicchio della strada, ma dal Green Deal all'immigrazione a certo dirigismo economico non è che l'Europa è sempre innocente, no? No, non solo che non è innocente, ma è colpevole, perché anche la crisi dell'automobile l'ha provocata l'Europa.
con questa facendo delle auto elettriche veramente ha scassato il mercato, e quindi insomma la gente non le compra le auto elettriche perché sono care, ma non solo, perché sono scomode, non sai dove fare il pieno, devi andare nei colonnini che sono pochissimi per le strade, e quindi devi fare delle lunghe attese, e quindi l'auto elettrica è di una scomodità pazzesca, e quindi noi preferiamo comprare le auto tradizionali. Siccome tra poco saranno addirittura vietate, non si potranno più costruire, e questo episodio fornisce la patente di cretini agli europei, ma non agli italiani. Esatto. A un certo punto lei insiste in questo editoriale sul fatto che, insomma, una delle principali responsabili è la scuola, il sistema dell'istruzione, che ha un po' abdicato al suo ruolo formativo, eccetera. Però mi viene da dire, cioè, la scuola italiana mi risulta egemonizzata da decenni, se vogliamo, no? Da un pensiero di sinistra, progressista, per capirci, non certo quello che mette sul banco degli accusati la Fornero. E quindi qui c'è un cortocircuito. Non c'è dubbio che le cose sono come tu hai detto, senza contare il fatto che invece l'Italia produce tanti giovani preparatissimi che poi sono richiesti all'estero proprio per la loro bravura. Significa che la scuola italiana non funziona perché non ha voglia di studiare, ma perché invece ha avuto in casa un'educazione ferrea, e che quindi è in grado di affrontare anche le fatiche dello studio con disinvoltura. Tutti costoro nella vita ottengono successo, comunque si impongono anche nel campo lavorativo. Quindi lei dice anche delle bugie, la Fornero, le cose non stanno così. Che poi ci siano delle aree in Italia dove la scuola funziona peggio rispetto, che so io, al Piemonte o alla Lombardia, questo però è normale, succede in tutti i campi, ma succede in tutti i paesi, quindi non ci vedo niente di strano. Ma prima di dare degli imbecilli ai giovani italiani, io ci penserei due volte. Certo, ti leggo un altro estratto che secondo me è una perla assoluta, che è il seguente. Ad aggiungere distorsioni e false credenze ci sono i vizi del capitalismo. Per esempio nel far credere che la migliore istruzione sia oggi il percorso, non già per diventare migliori cittadini, bensì per raggiungere posizioni sempre più elevate nella scala della ricchezza e del potere. Ma scusami, la Fornero parla come un centro sociale adesso, se la prende coi vizi del capitalismo. Sì, ma no, una cosa ridicola, sembra una di quelle ragazzotte che vanno in piazza a urlare non si sa bene contro chi. È un tipo veramente che mi sorprende la sua caduta in una sorta di stupidità che non le consente di capire la realtà e di commentarla, addirittura sbagliato da cima a fondo. Sì, devo dire che prendersela coi vizi del capitalismo, allora ci teniamo Carlo Marx, insomma, ecco. Sì, ecco, forse sarà comunista, non lo so, però non mi pare che dai comunisti si possano prendere molte lezioni. No, è considerato la fine che ha fatto il comunismo in tutto il mondo. Assolutamente. Invece, scusami, per chiudere, visto che lei ora fa la commentatrice, ma prima ha governato, quindi ha un bilancio anche, no, proprio politico. Non c'è dubbio. Ha un bilancio che le consente di dare tutte queste lezioni? No, anzi il suo bilancio non è stato per nulla apprezzato. Io non me ne intendo molto di questioni previdenziali, ma ho seguito tutta la polemica e mi sembra che molte responsabilità per il disastro INPS siano proprio dovute a lei. Sì, indubbiamente. Diciamo che le prediche, per carità, i lettori se le sorbiscono i lettori della Stampa, ma noi le rispengiamo al mittente. Ecco, questo è un po' lo spirito di questo. Non c'è dubbio. No, noi non condividiamo neanche una virgola di quello che ha detto, altrimenti non le avremmo dato l'onore di ricevere il nostro Bamba, che è sempre, molto distaccato e molto oggettivo, prescinde dalle nostre opinioni personali. Quando uno è Bamba e lei è Bamba. Assolutamente, è un dato di cronaca. Direttorio, ti ringrazio come al solito e ti do appuntamento a giovedì prossimo. Fantastico, un saluto a tutti e avanti senza Fornero. Senza, sottolineo, senza. A presto. Ciao.
Avete ascoltato il Bamba della settimana di Vittorio Feltri.